Federalberghi è al Premio Verona Network con una doppia candidatura, sia per il Palio del Vino Bardolino che per il suo lavoro, insomma, del territorio, come collettore, insomma, del territorio del Garda. Ecco, come vi ha trovati questa candidatura? Qual è stata la vostra reazione? E insomma, che cosa c'è in programma? Su cosa state lavorando? Allora, è stata innanzitutto una piacevole sorpresa e anche una gratificazione del lavoro svolto, sia come Fondazione Bardolino Top per l'organizzazione del Palio del Chiaretto, che noi come Federalberghi sosteniamo. È un evento molto importante che è dedicato al vino Chiaretto Bardolino in una località ad alta densità turistica tipo Bardolino sul lago di Garda, e che raccoglie tanti visitatori. E poi come Federalberghi noi raggruppiamo gli albergatori, la categoria degli albergatori da Malcesine fino a Peschiera, quindi viviamo in un momento turistico molto importante, quindi è piacevole vedere che veniamo tanto impegno e tanto dedizione su quello che sono l'attività turistica e promozionale per il nostro territorio, venga alla fine gratificata con un premio che io avrò il compito di riportare ai miei associati e ai miei collaboratori.